ci sono molti dati che sono compatibili. Io spero vivamente di ritrovare il corpo di mia sorella e di poterlo mettere vicino alle spoglie di mia madre. È morta 3 anni fa, invocando la figlia, Ofelia, la mamma di Isabella Noventa, la segretaria di Albignasego, uccisa nella notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016 da Freddy Sorgato, dalla sorella Deborah e dalla tabaccaia Emanuela Cacco. Il ritrovamento di ossa umane in via della Chimica a Marghera lo scorso 30 gennaio ha riacceso le speranze del fratello Paolo, che si dice in grado di riconoscerla esaminando la dentatura dei resti recuperati. Ovvio che se avessi una fotografia del teschio, dell'arcata dentale, riuscirei a riconoscere subito, perché io sono odontotecnico, per cui... Paolo Noventa ha già sentito il suo avvocato e si rivolgerà per informazioni alla Procura di Venezia, che ha disposto l'esame del DNA sui resti che erano lì da 7 anni, il tempo trascorso dall'omicidio di Isabella. Inizialmente a spegnere le speranze il ritrovamento di un paio di scarpe di un numero più grande di quelle indossate da Isabella. Sono venuto a conoscenza che non erano indossate quelle scarpe, erano vicine. Di conseguenza mia sorella portava un numero completamente diverso, avevo dato per scontato che non era lei. Dal momento che le scarpe non le aveva indossate e poi il giorno successivo all'omicidio Freddy era proprio in quella zona e le celle telefoniche, si era agganciato a quelle celle telefoniche, per cui... E poi di domenica in quella zona non c'era nessun motivo che lui fosse là, evidentemente aveva uno scopo. Per Paolo la speranza è quella di riuscire finalmente a mettere una parola fine sulla tragica morte della sorella. Era mia madre che ci teneva moltissimo a ritrovare il corpo. Io l'unica cosa spero solo di trovarla per poterla mettere vicino e chiudere questo cerchio che è abbastanza logorante.